Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora, oggi PlayStation 1, quindi dopo la Super Nintendo che proveremo anche con l'adattatore e quello per il Game Boy, così vediamo anche i giochi del Game Boy in una risoluzione migliore. Oggi PlayStation 1, purtroppo non ho la scatola, sto cercando di trovarla magari su Vinted o eBay, a un prezzo accessibile. Qua abbiamo PlayStation, tanto però per la memory card che ce l'ho ancora. Il joystick, purtroppo quello nero della Play 2, quello della Play, sì, quello qua. E console. Ricapitoliamo, console e joystick, vabbè, bianco-nero, un po' juventino e niente fiori, quindi siamo pronti a provare la Play 1. Oggi la proverò, penso, tre giochi per me, insomma, che hanno un valore importante a livello simbolico e che hanno fatto un po' la storia del club. Buon raga, andiamo, PlayStation 1. Allora ragazzi, piccola panoramica dei giochi per Play 1. Eccoci qua. Allora abbiamo diciamo, gli iconici, sono FIFA 98, International Superstar Soccer Pro, Formula 97 e, e Gran Turismo. Ora oggi proviamo questo che è assolutamente uno dei giochi più iconici per il Cume, Formula 1, assolutamente. Eccoci qua. E adesso andiamo a vedere gli altri. Allora, aspetta un attimo. Tanto questi li mettiamo qua per preparare il campo di battaglia. E qua abbiamo, purtroppo li ho messi in un punto, tanto vabbè qua, ciao, saluti. Allora, ecco, il terzo che proviamo è Burello. Due di Formula 1, due di macchina e uno di calcio. Qua abbiamo tra altri giochi, aspetta un attimo. Allora, abbiamo International Track Field 2, poi abbiamo FIFA 99, Gran Turismo 2, Tomb Raider, Formula 1 2000, International Superstar Pro 98, in Total NBA 98, Tekken 2, Time Shock e Fisherman Bait, e dopo qua, altri qua davanti, non so se sono tutti, forse qualcuno che lo vedremo con più calma, no, forse sono tutti. Andiamo, aspetta. Formula 1 98. Allora, 98, 99, Tomb Raider 2, 3, Tomb Raider The Last Revelation, o come dicevo io, Revelation, Crash Bandicoot, Midnight in Vegas, Independence Day, Excalibur, TG Football, Actua Soccer, Railroad Tycoon 2, FIFA 2000, Euro 2000, Toca 2 Turning Car, UEFA Champions League, The Lost World, Jurassic Park, Sydney 2000 e Rigerace, perché questo sarà sempre Rigerace. Sapete che il mio inglese è sempre di madrelingua. Vediamo se ho qualcosa dietro, perché no, forse sono questi. Sì, perché diciamo che il problema del Cume è che negli anni passati giocava poco ad altri tipo Metal Gear, quei giochi che hanno fatto comunque la storia della PlayStation, perché ero tanto fossilizzato sullo sport, con il calcio a farla da padrone. E quindi così, insomma, è stata un po' così la prima parte della mia carriera videoludica. Adesso infatti però voglio recuperare dei titoli magari da collezione da mettere appunto in bacheca o magari giocarli insieme. Raga, adesso qua abbiamo il campo di battaglia e andiamo. Tanto piccolo spoiler di altre console che vedremo più avanti. Ciao. Raga, prima di cominciare con con il video dei gameplay, la prima parte di Spro, il primo tempo, che è un po' tagliato perché sennò è troppo lungo, quindi fino al nono minuto, diciamo, non si vede benissimo perché non avevo settato la telecamera con una luce, cioè con una, diciamo, luce più scura, quindi si vede tanto chiaro e non si vedono bene le immagini. Poi nel secondo tempo di Spro e con Formula 1 e Vorelli si vede bene, quindi volevo dire questa cosa prima di cominciare perché sennò uno può dire ma che cazzo fa vedere il come. Quindi i primi minuti, diciamo, del primo tempo non si vedono tantissimo. Dopo però sistemato, quindi tutto qua. Questa è la sentenza Kubendiana. Ciao e buona visione. Ok ragazzi, partiamo con International Superstar Soccer Pro, il gioco che mi ha fatto innamorare della console Sony. Da Super Nintendo sono passato a PlayStation. Vediamo che è molto vecchia sta Play, speriamo bene. Ok, vai. Mamma mia, questo si vede, c'è anche in full.
Konami XXL. Sentite ragazzi la prodezza. International Superstar Soccer Club. Vabbè, cioè, una delle intro più fighe della storia. Non è una intro, ma è bellissima, mi casa. Allora. Exhibition. Io direi no, che mettiamo sempre l'Olanda. E andiamo contro l'Inghilterra dei sole 5 minuti. Cominciamo da normale, va? Formation. Pippo di Pippo. Ok, questo è andato. Qua sono importantissime le faccine. The Grood, ragazzi, The Grood è finito. Il buon The Grood. Il resto è un po' così. Abbasso un attimo però perché... Ok. Andiamo. Vediamo come si vede. Bella con la maglia dell'Inghilterra, quella che amo. Ciao Fiori. With England showing some great form of late, England have chosen to play downfield. Facciamo però... Si vede, sì, speriamo. E si parte. Scusate un attimo, voglio capire una cosa. Se magari si vede meglio a luce spenta. Vediamo. Ma non cambia un cacchio, sinceramente. Teniamo la luce accesa, va. Ripeto, devo andare con lo stile retro. Quindi l'obiettivo non deve vedersi bene, deve essere tutto nostalgico. Vai. Ah, non è no, con l'analogico, grazie. Oh. Straight upfield, no messing with this team. Ok. Guarda che male che va, che sono venuto con gli analogici. Through pass. Dai ragazzi, vogliamo un'Olanda geniale. E subito. Grande gol dell'Olanda. Let's check that action. Ciao, madonna, solo sta musica per me. England. That's a direct pass. Che poi 5 minuti, qua erano comunque lunghissime che 5 minuti. Mamma mia. Well, the referee should have called that. Bello. Cosa mi sono mangiato? It's nail biting stuff. Driven across. Right. Bello sto filtrante, ma arriva la difesa inglese. I maestri. Ciao. Go! Grandissimo come. Replay. Boom! Imparabile. Scusate ragazzi. No, comunque dicevo, ripeto, passare da FIFA 90. Ok, secondo me si vede meglio adesso. Un pochino. Dovrebbe vedersi meglio adesso. Occhio ragazzi, subito però. Subito gli inglesi che partono a bomba. Ma siamo 2-0. Sì, si vede sicuramente meglio adesso. Purtroppo il bello e il brutto nel senso fare video così. Goal!
Pareggio, cioè pareggio, accorciano distanze gli inglesi. Holland to kick off. Sveglia raga, sveglia. Non possiamo perdere la prima partita dopo tanti anni su sto gioco. What a tussle over the Che ho ball. fatto un video sul canale di questo, ma era diciamo da PC. Now on his left foot, now on his right. Both teams want the ball back. Fast square. Buonissimo. Tanto che è difficilissimo, abituati con i joystick moderni, mamma mia. Poi questo va giocato, cioè col fatto che c'è l'analogico, mi viene da schiacciare l'analogico, ma in realtà l'analogico Straight non off. puoi usarlo sto gioco. Both teams deserve Bello. to win this game. Keeping the ball under control. Coppers! Bury that in the net. No. That almost went in from the angle. Peccato. Merda, no. Bello. Il capolavoro del Cume. It's Holland. Holland. With the throw. It just won't break for them. That boy's got a steel scarf. Niente, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. What a tussle over the ball. Questo secondo me è Gascogna, però il capello biondo ossigenato così è Paul Gascogna, ragazzi. Quello è Paul. That's a direct pass. Vedi il campioncino, l'uomo che ci sta regalando la vittoria, ma stiamo soffrendo. Yes, trying to dig at the defense with the long ball. It's nail-biting stuff. Allora ti consigliate anche voi come fare per tenere questa modalità di registrazione che mi piace troppo, mi dà troppo l'idea di retro. Però magari si riesce a chiaramente che si veda sempre meglio, Now, ovviamente. I'd pay to watch football like that. Meglio. Ragazzi no però. Bravissimo, attenzione però. Fuori di molto. Slow things down for a minute. It's a goal kick to Holland. Occhio Now on his raga. left foot, now on his right. England. No? Good save by the Grandissimo. Poi secondo tempo di sofferenza per gli Orange. Past square. Making space for the shot. Mamma mia che palo! Smothered that one. Mamma mia, un palo atrocissimo Either ragazzi. team could still take this game. Great possession play. Niente. Passed off right. Dai ragazzi. That's a Comunque. direct pass. Questa nazione strepitosa. Leggendaria Olanda qua. With a chance. Cosa ha preso? When the ball's delivered like that. Qua c'era già Seaman. There's always an element of danger. Aspetta, qua era in set-piece corners. Explosive goals il tiro a giro come cavolo era. Eccolo! Sì, sì, ok, mi ricordo. The corner is forced. There's some strong players in the box. Both teams will want to get possession of this ball. Non un po' esagerata. Ho fatto più di un gol da calcio d'angolo. That's a searching ball. Ok. Both teams deserve to win this game. Ragazzi, a livello normale faccio fatica. Cioè. Proprio il Cume è finito ormai. Lovely twist and turn. Dai, beh, madonna. Bellissimo. Past square. Perfetto. Good solid football in the midfield. Dangerous ball coming. Ancora parata. Stiamo tornando a dominare, ma non riusciamo a chiuderla. Siamo al 35esimo, attenzione. I tre leoni ci provano. Sono i True Lions, i maestri. I leoni inglesi. Quelli che hanno inventato il calcio ma non vincono mai. Mamma mia, quello rischiata. Numero d'alta scuola. Ecco, cagata d'alta scuola. Good run by England. That's a direct pass. Ok. Troppo lungo sto. 5 minuti per portare a casa questo amichevole di lusso con la maglia inglese più bella della storia. Attenzione.
La mette in mezzo. Bergkamp! Oh. Save. Incredibile. Either team could still take this game. Passed off left. We better see some change of pace. The game's nearly over. Straight up. No, autopassaggio. Per la tripletta. Tira. Power shot. No, niente da fare. Worth a try. Niente, volevo il missile, non è arrivato, ho trovato solo il palo. What a close one, man. E finisce, ragazzi. One goal exhibition. Buono, raga, spero che sia visto tutto bene, ma credo di sì. Almeno la seconda parte sicuramente. Ci vediamo con Vurelli. Don't forget, the best football available is always waiting for you here. So, Ok, raga, andiamo. Infogrames. Grande gioco questo, eh. Avevo ricaricato della Play 2 Play. No, la Play 1 mi sembra. Boh. Beh. Vurelli Championship Edition. No, vabbè, la canzoncina. Mettiamo Rookie, va, mettiamo Rookie, non facciamo figure. Championship. Però ce n'erano, eh? La Svezia, le Alpi, New Zealand, Corsica, Safari, Spain, New England, Indonesia. New England. Cioè il Kuma è veramente stando rincoglionito. Io direi chiaramente Sweden. Allora, ok, qua veramente sarà neve pura qua, eh? Rally di Svezia, 1997. Non è che ho scelto la macchina. Ok, questo si vede anche meglio. Go! Vai, raga! Madonna! Va bene! Cioè, posso... No. Niente, non posso... Madonna Maffioi, ma... Io ve lo giuro, non ero così una pippa, eh. È già crisi, è già crisi. Is it right? Comunque, cioè nel senso... Per me sono invecchiati benissimo sti giochi, eh. Cioè... È veramente comunque... Cioè parliamo di 97 fiori. Stiamo cercando di recuperare, ma ormai è andata. Ho messo il livello facile. Sarà che il livello facile? No! Ah, ho recuperato 2 secondi. Come. Primo rally, one disaster. Stiamo collezionando figure da cioccolataio. Riusciremo a recuperare? Cioè riusciamo a perdere ancora, che bello. Non riusciamo a trovare la quadratura del cerchio. Se giocavamo a livello difficile eravamo a 800 secondi.
Is it right? Stiamo anche recuperando adesso, ma ormai... No, abbiamo riperso, non scherzavo. Ultimi in fuga siamo, ultimi in fuga. No. Oh, ma porca puttana. No, scusate. Ricominciamo perché mi girano le balle. Ai ai. Su 2 ore per caricare. D'altronde diamogli un po' di tempo a Povera Play. No. Dai. Almeno per lottare un attimo, perché sennò ci rompiamo i maroni. Vai. E dopo Formula 1, ragazzi, Formula 1 rimarrà... Cioè, nella leggenda, la macchina prendeva fuoco, ragazzi, cioè, era qualcosa di incredibile. Quando ancora c'erano i guasti veri. Vai. 2, 1. Dai, calma. Oh, ma prendo le mine, eh? Attento, Kuma, non fare cappelloni. Che giocone però, me lo ricordavo bene. Le macchine sono scatolette, ma sono scatolette meravigliose. Chiaramente per i più giovani sarà una roba obbrobriosa questa, lo capisco. Un secondo dal primo, sta volando il primo. Ma ce lo ciucciamo adesso. Ce lo ciucciamo adesso. Non fare cappelle come? Mi voglio portare un po' la storia dei videogame, la storia del Cume, perché purtroppo mi mancano l'appello dei giochi importanti, di quelle, cioè tipo ripeto, Metal Gear su tutti, ma ce ne sono una catena. Però io giocavo tanto sportivo, poi vabbè Tomb Raider, ok. Ho preso Independence Day che aveva fatto cagare come gioco, Jurassic Park, però principalmente ero automobilistici e sportivi, lo sapete ragazzi. E niente raga, poi che sono nel copyright cazzo queste canzoni, non credo, però spero di no. E adesso le togliamo per sicurezza. Però cosa nel senso, il discorso è che per esempio, ecco un esempio, i giochi della Play 3 e Play 4, guarda che il Play 4 è quello che ho usato in assoluto meno, perché comunque era proprio stato il periodo che poi veramente ho solo usato il PC, quindi ho salutato la Play 4 è quella che veramente ho salutato di più. Però anche i giochi della Play 3 li ho venduti quasi tutti, perché dovevo far spazio raga, cioè ho tenuto diciamo 1 e 2 che è della storia, recupererò qualcosa sicuramente che della 3 e 4, ma i più iconici. Però poca roba raga, perché comunque per un collezionista lo spazio è l'ansia più grande e senza quella le dura, cioè senza lo spazio non si può collezionare e non posso neanche usare tutta la casa perché sennò giustamente la mia ragazza mi manda a fanculo, mamma mia. Sono 2 giri spero. Andiamo a vincere la Beppe sotto la neve svedese. Ce ne sarà un altro? Non ho guardato quanti giri sono, sì, facciamo sta gara ragazzi e basta, Dopo andiamo su F1 se no diventa un video anche troppo lungo. No?
comunque molto molto bello. Tanta rovina. Questo l'ho bruciato sto gioco, ragazzi, non so quanto ci ho giocato con gli amici poi. No. Comunque se qualcuno ha la scatola della PlayStation 1 e 2 e anche 3 e anche 4, perché anche la 4 non ce l'ho purtroppo, mandatemi un messaggio su Instagram o sotto il video che magari me la prende il cume. Ma quanti giri sono? Portiamola a casa, voglio la prima tappa del Rally di Svezia. Yes! E si va a vincere. Bene. Ok raga, io direi adesso di andare a vedere Formula 1, che insomma è il giocone che forse ho bruciato di più nella storia del mondo. Ok raga, terzo e ultimo gioco per oggi, mi sta venendo un po' così veloci, se volete qualcosa di più dettagliato scrivetemelo, chiaramente. E vediamo. Questo veramente... Questo me l'ha regalato mio fratello, mi ricordo, per il mio compleanno. Avevo 9 anni. Compleanno di 9 anni. E qua direi di andare. E qua ci ho messo una vita a capire che facevo sempre arcade, ma in realtà la cosa bella è il Gran Premio. Ma 9 anni. Infatti ho già sbagliato. Okay. Allora, corto. No. Facciamo una qualifica. Andon. E andiamo chiaramente ai consumi. E circuito. No, a sto punto che possiamo scegliere un Gran Premio che ho sempre amato. Vai! Qualifica. E andiamo con il commento di Andrea De Adamic. Livello massimo, arriveremo ultimi, ve lo dico già. Arriveremo la qualifica con le sovraimpressioni originali, cose che abbiamo visto finalmente negli ultimi anni, ma proprio sì, ma non fatte come dovevano essere, cioè come erano fatte una volta, se niente da fare. Bon. Qualifying session. Via! Aspetta. Ok. No, non capisco niente così. Andiamo così e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. E siamo su Formula 97, il giocone per eccellenza. Mamma mia. Vai raga, voliamo. Vediamo se si vede. Sì. Forse solo la prima parte di Dispro. Mamma mia. Vai ragazzi, il vecchio Hockenheim. Ecco il cielo che si sta nuvolando. Io qua mi speravo sempre i 78 giri Monte Carlo, perché qua mi divertivo a farli, non come adesso che è impossibile. Corri come. Sta frenando a fondo. Sentite Andrea De Adamic, signori.
Livello massimo per F1 Una 97. caratteristica unica della sfida sono i filtri dell'acqua. Senti le... Infatti, Perché mi hanno tolto questa telecronaca? Perché? grandi elementi di raccordo che dovrebbero ridurre la quantità di polvere della pista che viene risucchiata dalle griglie del radiatore durante la gara. Tale accumulazione infatti può diminuire l'efficienza del radiatore del 10-20%. Cioè, è troppo una figata. No, invece adesso la telecronaca è solo quando la gara finisce o comincia. Ma perché? Mamma mia, non so come sto andando, ma credo di merda. Facciamo i 3 giri di qualifica e poi ci buttiamo in gara, eh. L'unico è solo Hockenheim, no la porcata di adesso. I veterani della Formula 1 nella guida dimostra tutta la sua maturità. Tutta la sua maturità. Scala in seconda, Scala scala in prima, Beata. seconda marcia, ecco la terza, quarta, quinta, Via fino alla sesta. No, non l'ha detto. Adesso vediamo. Madonna, veramente. Comunque, sta TV pompa ancora, eh. Chiaramente una TV, cioè, anche troppo figa per l'epoca, perché andavamo a tubo catodico e ciao. Vediamo com'è il suo tempo in confronto ai tempi di qualificazione precedenti. È il miglior tempo rilevato al primo intermedio che abbiamo visto quest'oggi. Oggi per forza sto girando solo io praticamente. Avi pure. Buono. Dai, dai. Ok. Quando, ecco, sarebbe bello vedere le fiamme, ma speriamo di no. Vai, vai, Kume. Go, Kume, go, go, go. Kume, go. Tanto Gerhard Berger in pole. Al Sì. secondo intermedio è dietro, ma ha migliorato il suo tempo. Sì, però mi sono beccato un secondo e 8 da Berger, cioè. No good, Beppe, no good. Lungo, lungo, lungo. Ma sì, dai, andiamo così. Inizio corsa, vai. Ultimi. Tutte le macchine Va sono benissimo. al loro posto sullo schieramento, rombo dei motori, 700 cavalli, veramente assordante. Sentitelo De Adamis. Sono pronti per il via. E sono partiti Tutti, tutti. Eccoli diretti verso la prima curva. 5 giri di passione. Superbo! Che sorpasso! No. Che sorpasso ha fatto! Appena colpito Magnussen. Forse non ho più la lettone, non capisco se c'è. Un'ottima partenza. Bandiera verde. Possono partire di nuovo, si vedono, lo vedete, sventolare le bandiere verdi sul circuito. Sta cercando di aprirsi con forza. Sentilo De Adamis. La macchina è andata, Beppe. Vedi che le sovraimpressioni rimanevano sempre col giro in corso, la posizione, cosa stupenda che non mettono più perché sono pippe. Cioè non così quantomeno. Cioè a livello massimo, guardate ragazzi, se ne stanno andando tutti. Cioè questa è la situa, raga, questa è la situa. Vabbè ragazzi, facciamo un giro, vi ho fatto vedere così in velocità i giochi che hanno segnato comunque la mia infanzia. E Michael Schumacher, aspetta, questa ve la devo. Ha colpito la barriera. Questa ve la devo Ha perché perso la sua posizione. sentite un attimo. Ah no, forse mi squalificano, ho messo le bandiere, aia. Michael Schumacher. Purtroppo è stato davvero troppo per lui. Sfortuna micidiale. E così, almeno per quanto lo riguarda, la corsa è finita. No, è bello quando urla, sta andando dalla parte sbagliata.
E niente raga, vi ho regalato dai questo momento così. Se volete vedere un gioco più nel dettaglio, che così vi racconto anche degli aneddoti, delle robe, tutto quanto, io ve lo porto volentieri, insomma, cioè se volevo fare comunque una roba generale, ma ne farò tanti video su tutte le console, quindi preparatevi comunque a un bordello di video sulle console di una volta, ecco. Bene. Vince Edi Irvine. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Questa è la PlayStation 1 con i 3 giochi simbolo del commendatore.